così che dal mondo delle tenebre venne a noi la luce, perché dividesse dal giorno la notte. Poi le acque si misero a produrre esseri viventi. I cieli liberarono uccelli in volo. E ancora Dio disse: produca la terra diverse specie animali, e con essa anche l'uomo, che farò in mia immagine e somiglianza. E dopo aver fatto anche la donna, li benedisse dicendo loro: siate fecondi, moltiplicatevi e popolate la terra, governando sugli animali che in essa vivono e nei cieli vogliono. Poi, da uno dei giardini creati perché dessero frutti ed erbe prelibate, fu l'uomo messo alla prova. E proprio da lì ebbe origine il male, quello che ancora ci portiamo appresso, l'efferata voglia di irriconoscenza verso chi anche la vita ci ha donato. Prego, venite pure. Popolo Israele, a nome dell'Altissimo vi dico, scenda su ognuno di voi che ha peccato contro suo figlio, contro suo fratello e contro il Signore stesso, la sua benedizione, che cancellerà dal libro i vostri peccati. E concluse dicendomi che dal mezzo dei fratelli rinascerà l'uomo, in cui riposerà lo Spirito dell'Eterno. Egli sarà un profeta più saggio di me, e che tanto soffrirà per l'umanità. Le parole che gli metterei in bocca saranno da voi tutti udite, ma avvenga che chiunque di voi non le abbia ascoltate, ne darà conto al Padre suo. Altri profeti succedettero a Mosè. Grande e saggio fu anche Giosuè, che per dare ai 5 re scaccomatto, col Supremo scese di gran lena a patto, ed esprimendo come sole gli suole, fermar gli chiese il corso del sole. La battaglia vinse con grande onore, col beneplacito del suo Signore. Tante battaglie, conflitti, guerre, tutte fatte per le promesse terre. Ancor più sangue lungo la via che han condotto a Gesù il Messia. Pensiero arcano, ma alquanto vero, entrate tutti nel gran mistero. Prego. Ti saluto Maria, non avere paura, tu hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Ma com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il 6° mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me ciò che egli ha detto. Prego, venite. Venite a campare! Venite, campate, la mona cresce! Venite pure, venite qui. Comare Sara! Comare Sara! Che c'è? Che volete voi? E poi si Donna Maria, di fluide così. Ma non dobbiamo andare qua! No, adesso dobbiamo stare qua. O ci abbiamo, non ci abbiamo. Ma perché io gliela do? Ah, sì, così decidi. Sentite sta. Certo che fa, non ci sai. Oro! Vi faccio vedere se ci sarete per due asciata! Scappiamo, chi sta fondi? Ah, visto! Mamma! Sparitemi! Che procura capite? Poi, non so che cosa da fare. E poi, non c'è niente che possa giocare. E come disse che mi giova che cosa vuoi? La Centuzzo mi disse che era passata una Rosina che aveva bisogno di un palo d'uovo e un po' di occhio. Sta centuzza voi si sbaglioi. Veramente mi servisse sempre, se voi siete d'accordo, un'aiuta dei lenticchi, che non mi
Pedro mi portò in una poco di verdura. E i gumi che dice ci stanno buoni. Che fosse lenticchie a me essere. Non so buono quando fave. Dice mio fratello che le fave si li mangiano i porcetti, non ci piacciono. Ehi, che l'avete fine a sto manetello? Mi dice sia buono. Decidi, poi decidi, non vuole sapere, decidi. Capioi, si mangia solo la verdura. Poi se ci cala la fame, ci vuole sempre più fame, ma se c'è bisogno. Non era meglio che mi dicevo subito no? O invece che faceva così? Ma stai con male, che ci città tu le non vuole dare manenti, sembrite! Prego, Presidente, pure della... Parlano di un censimento. Sapete che cosa significa? Sicuramente più tasse per Erode. E questo ti sorprende? Su, andiamo! Tasse, tasse! Sempre tasse. Non sono tasse, è solo l'obbligo di registrarsi nel posto in cui si è nati. Ed io sono costretto a ritornare a Betlemme. Non potrete, lontano più di 100 miglia. Lo so, sarà un lungo viaggio per me e la mia famiglia. Ma lei consentiranno di rimanere. Anna, il romano non consente niente a nessuno. Mamma, affinché nasca il bambino, ci vogliono molti più giorni di quelli che servono per il viaggio. Abbiamo tutto il tempo di arrivare. Lo sa solo Dio quanto tempo manca, non tu. Io vado con mio marito. E allora dovete partire subito. Giuseppe, prendi l'asinello. Ma non Prendilo, ti ho detto. proteggerò vostra figlia e il bambino con tutte le mie forze, ve lo prometto. Grazie. Il mare di Galilea è ancora molto lontano, non ci sono posti. Tenete questa brocca con dell'acqua che mi piace. Maria, tu sei una donna troppo forte, per questo l'Onnipotente ha posato lo sguardo su di te. Grazie, padre. Andiamo avanti. Avevamo belle pesce stamattina, avevamo asata, avevamo anciova, signore mio, avevamo a bellezza del mare, a bellezza del mare, cattate le ste belle pesce, avevamo asata, anciova, e che avevamo stamattina, meglio di sta bellezza, signore mio, che avevamo, questa sì che è bellezza del mare, asata, anciova avevamo, signore mio, cattiamo le sti belle pesce, cattiamo perché tu arresta, signore mio, che tu arresta. In villaggio è stato male il maestro, così ce ne siamo visti arrivare uno nuovo. Non capimmo dal suo viso l'età che egli abbia potuto avere. Era come se mostrasse diverse età nello stesso tempo. Sorridendo, dalla cattedra, ci invitò a scrivere regalandoci delle brevi massime, frutto di cui tutti dovremmo nutrirci, cosa che noi facemmo nel più assoluto silenzio. Nascondi alla mano destra e alla sinistra che fa l'elemosina. Non c'è miglior via di quella che riesce a far ritrovare te stesso. Solo chi sa di avere i giorni contati comincia ad amare la vita. Prima di giudicare tuo fratello, prova a mettere le sue vesti. Non chiederti se ha avuto, domanda ti sei dato. Solo colui che riuscirà a contare i granelli di sabbia del nostro pianeta potrà dire: io non ho mai peccato. La grandezza dell'uomo si misura col metro dell'umiltà. Per ritrovare se stessi bisogna abbandonare la strada del superfluo. Ad un tratto il silenzio si impadronì ancora dell'aula. Alzammo gli occhi e la cattedra era vuota. Curiosi ci guardammo, cercando di capire se tutto fosse stato vero. E a voi ora, che regala il frutto di questo mistero? Se volete, ve lo dico io. Quel maestro era Dio. Cercavamo... Oh no, vi prego, andate via, non ho più camere, è tutto completo. Non c'è bisogno di una camera, ci basta un posto dove far stendere mia moglie. Non ho posto dove mettervi, è venuta gente da tutte le parti. Dicono che deve arrivare il Messia, le solite dicerie popolari, e intanto nell'intero villaggio non c'è più posto dove ospitare. Andate alla grotta, all'entrata del villaggio, troverete lì come dormire. Andiamo, Giuseppe, non importa. Vuol dire che dormiremo lì per stanotte. Giuseppe e Maria, stanchi di quel lungo peregrinare, si recano alla grotta, dove troveranno rifugio. Non sa Maria cosa l'aspetta. Un sonno tormentato da un brutto presagio le farà vivere quella che sarà la vita di quel bimbo che tiene ancora in grembo.
Ci va con la cucina e lo sole tinni, chi ste ora tinni, e lo sole a letto raggio, chi ste l'ultimo viaggio, e lo sole canali, chi ste ora tira a mangiare, si la pecora fa me, amorini catardo e lo grasto sbatti la coda, sbatti cornuto che ancora ne ora. Possiamo proseguire? Oh, vedranno la mattina, si va con l'acquazzina e lo sole tinni, chi ste uradini, e lo sole a lento raggio, chi ste l'ultimo. Tesè? Tesè? Possiamo proseguire? Dormi più, non vedi che è nato un bambino Gesù. Gesù pastore, non dormi più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. Sotto un pete de lumia, c'è la prima cacusia, e così allo fasciatore, per fasciare allo Signore. Gesù pastore, non dormi più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. Gesù pastore, non dormi più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. Possiamo andare Qui a scuola, buttavo un mazzuttello di colora, e la maestra ci diceva Mariola, perché venisti tardi stamattina? Hai avuto a me maciuccia malatetta e ci ha aiutato zucchero e cannetta. Zucchero e cannella sbriziari, zucchero e cannella sbriziari. Ma dico io, ci volevo finire questa camorriata canzone. Gli aveva una settimana che vasetto cantare. Raccavate senza cantare. Ma non so bene a tornare a casa, neanche chi sta sapendo di canzone. Se non vi piace, vi mettete due tappi bottigliette ricche. L'annuncio è una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo è per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace con la mangiatoia. Su, andate. Ho sentito, arriva finalmente il signor Uzzi. Preparate, va moniglia, ma trovo un bambanello che nasce un tarutta e ci portava una portuzza e pecora. Quanto so con moglie non sento più. Un poco di tu mi ha visto un poco dell'arte. Sì, sì, a moniglia. Adesso ci dobbiamo girare. Andiamo già pastori, andiamo a prendere. Oggi è nato un bimbo, si chiama Emanuele, si chiama Emanuele, si chiama Emanuele. Andiamo già pastori, andiamo a prendere. Sua madre Maria, suo padre Giuseppe. Sua madre Maria,
Madonna, dammi del vino! A me del vino, voglio ubriacare. Inerti, ubriaconi, buoni a nulla. E questo è il mio esercito? Siete solo dei mercenari, abili soltanto a prosciugare le mie botti. Dimmi, chi è il re? Se dunque sono io, come mai un bambino che sta per nascere vuol prendere il mio posto? Ma noi... Zitto! Voi dite sempre di non sapere. State qua soltanto ad ubriacarvi. E intanto un bambino sta per nascere. Acclamato da tanta gente che viene persino dal lontano oriente. Accompagnato da una stella non comune. E voi non sapete dove esso nascerà. Incapaci! E allora io vi dico, andate a cercarlo e uccideteli tutti. Il loro sangue bagnerà la Giudea e sono sicuro, là ci sarà colui che cerco pure io. Incapaci! Cosa aspettate? Andate! Gesù, dov'è? Non era con te? No, pensavo fosse con te. E ora? Dove sarà mai? È da 2 giorni che non è con noi. Su Maria, la libertà che ti abbiamo concesso non deve ora essere motivo di turbamento. È ancora piccolo, Giuseppe. Un fanciullo. Ora capire chi soffre di vederlo tardare tanto. Non è la prima volta che succede. Mai aveva mancato così tanto. Cos'è che ti tormenta? Sono qui. Non devi temere per me, madre mia. Da dove vieni? È da giorni che aspettiamo. Come mai hai tardato così tanto? Ci hai tenuto in ansia. Perché mi cercavate? Sono stato al tempio, nella casa del padre mio. Madre, non è Giuseppe il padre mio, ma Dio stesso. È a lui che appartengo. Ed ero presso la sua casa, dove adesso è diventata una spelonca di ladri. Mai avrei creduto di vederti colmo di furore in questa tua fanciullezza. Non addolorarti, Maria, è qui adesso. Madre, io sono venuto al mondo per altri scopi. È il padre mio che vuole questo. Non dovrei patire, non dovrei morire. Come dunque dovrei salvare l'uomo? Abbandona, madre, il tuo dolore. Non è a te che ti si addice il pianto, poiché fosti chiamata piena di grazia. Gesù, figlio mio. Giriamoci da questa parte. La carità. Io vedere. Ora su alzo. Mamma, hai visto il popolo? Il popolo. Rabbi, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Né lui ha peccato nei suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, e non la notte, quando nessuno può operare. Finché sarò sulla terra, sarò la luce del mondo. Io ci vedo! Io vedo! Non capisco cosa tu voglia dirmi. Chi sei? Te l'ho appena detto. Sono colui che è stato mandato dall'alto affinché aprissi gli occhi a tutto il popolo. Ma allora io ci vedo! Io ci vedo davvero! Io sono colui che è venuto al mondo per giudicare, perché coloro che non hanno la vista vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. Egli dice che gli hai donato la vista. Allora dimmi, io vedo, sono forse cieco anch'io. Se tu fossi cieco, ed alla tua mente che mi riferisco, non avresti nessun peccato. Ma siccome dici io vedo, dopo ciò che hai commesso, il tuo peccato rimane. Prego, venite avanti. Bravi! Maestro, c'è qui gente che vuole ascoltare la tua parola. Beati i poveri e gli umili, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i sofferenti e gli afflitti, poiché saranno consolati. Beati i miti d'animo, perché erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete,
verrà il tempo in cui saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i seminatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Guardatevi dal praticare le vostre buone opere. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dagli uomini. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 2 vie ti stanno innanzi: quella del peccato, che conduce all'inferno e sulla quale ti trovi, e quella del perdono, che porta in paradiso. Abbandona la via del peccato e incamminati per la via santa, e non te ne pentirai giammai, perché è scritto che dal ravvedimento che mena alla salvezza non c'è mai da pentirsi. Va dunque e segui codesta strada. Chi mi ha toccato? Una ragazza dietro di voi, maestro. Sono stata io. È da 12 anni che perdo sangue. Così appena vi ho visto ho pensato, se solo potessi toccare le sue vesti, io sarò guarita. E così, appena vi ho toccato, subito mi sono sentita guarita. Il mio sangue coagula, si è fermato. Va adesso, la tua fede ti ha salvato. Su, andiamo. Mi ha guarita, mi ha guarita, mi ha guarita. Più grande nel regno dei cieli. Lasciate i fanciulli vengono a me, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù, noi non ti lasceremo mai. Sì, mai. In verità vi dico che se non vi convertirete non entrerete mai nel regno dei cieli. Guai al mondo per gli scandali. E se la tua mano o il tuo piede fosse motivo di scandalo, taglialo e gettalo, perché è meglio entrare nella vita monco e zoppo che avere mani e piedi ed essere gettati nel fuoco eterno. Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte dovrò perdonarlo? 7 volte? Non 6, ma 70 volte 6. Seguitemi. Lo scritto è pronto, ma la carne è debole. Padre mio, se è necessario che io ti portare fino all'ultima faccia del calice amaro, sono pronto ad affrontare la tua volontà. Ma una dura prova mi aspetta, e sento che le forze vengono meno. Padre Santo, soccorrimi, fammi sentire la tua santa voce. A te, che sostegno e riparo per l'uomo evoluto, e il sangue tuo che ora giova per l'uomo in riscatto, compi la missione che tu stesso hai accettato, e il Padre tuo ti glorificherà. Padre mio, la tua parola mi dà forza. Sono pronto ad affrontare il sacrificio per riconciliare gli uomini con te. Niente, Giacomo, Giovanni, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. La mia cadetta va, sempre a riposo. Anche io, Signore, le mie forze non sono come quelle di un tempo. Il sonno avvince il mio corpo. Vorrei svegliarmi, ma non posso. Madre, padre, che fai di per te? Aspettavo di vederti passare. Su, alza, non essere triste. Io vivo bene. Dolce sospiro mio. Quanta pena mi rechi con tuo stare afflitto. I tuoi modi
mi regano sinistri presagi. Io non so più cosa pensare. A guardarti, somigli tanto a Giuseppe, tuo padre. Che bello sarebbe se restassi qui a fare il carpentiere come lui ti ha insegnato. Sì, è vero. Se potessi. Madre, dimmi, perché lui mi ha cresciuto come fossi suo figlio? L'ho fatto per amore. Ecco, ricorda, tutto ciò che avverrà sarà solo fatto per amore. Adesso devo andare via. In questo addio che è l'estremo, ti lascio tutto il mio amore. Questi tuoi toni mi straziano l'anima. Lasciati abbracciare ancora. Come puoi lasciarmi così? Abbi pietà di una madre desolata, il cui unico bene sei solo tu. Coraggio, resisti. Il Padre mio mi vuole vittima degli errori umani e mi è forza a obbedire. Come posso? Come posso? Inaspettato mi giunge il tuo morire. Padre! Non permettere che gli accada alcun male! È così buono! Fa che sia io a soffrire al posto suo! Addio, madre mia. Addio. Fermati! Figlio di letto, aspetta! Non andare! Se perdo il mio, chi mi dirà più madre? Ti prego, aspetta. Lascia che ti ammiri ancora. Madre, così è scritto. Il Padre mio mi vuole vittima. È questo che vuole il Padre mio. Il peccato dell'uomo lo esige. Sii forte e preparati a sostenere simili cause. Aiutami a superare questa grande prova. Dammi la tua benedizione. Se essa possa esserti agevole, abbila tutta, mentre ne sei più degno. Ti benedico ogni goccia di latte, ogni respiro, ogni attimo vissuto insieme e tutto quello che feci per te. Addio, madre mia. Addio. Gesù! Figlio mio! Donna, che fai? Vai via! Vattene, vai via! Maria Maddalena. Pietro, l'ho visto. Visto chi? Ho visto il maestro. Hai visto il maestro? Proprio così. Egli risorto. L'ho visto davvero, Pietro. Stamattina, all'alba, io e Maria, la madre di Giacomo e Salomone, ci siamo
siamo recati alla tomba per ungere il suo corpo. Ed accanto ad essa vi era un uomo vestito di bianco e un bambino. Egli mi ha detto: perché sei venuta a cercare tra i morti colui che è vivo? Gesù non è più qui. Così ci siamo avvicinati alla tomba e la pietra era capovolta, capovolta! La tomba era vuota. Io l'ho cercato il maestro, ma lui non c'era più. Maria è rimasta lì incredula, mentre io sono venuta da voi per raccontarvi l'accaduto. Su, siedi, Maria Maddalena. Voi non mi credete, ma vi dico che non c'era. Vieni, sicuramente sarai stanco. Giovanni, oh Giovanni, e anche tutti figli di me. Venendo dal cimitero ho visto un altro uomo. Io piangevo. Donna mi disse: perché stai piangendo? Mi ha detto anche il mio nome, Maria Maddalena. Mi ha chiamato per nome, capite? È stato allora che l'ho visto. Era lui, Gesù! Voi dubitate di me. Voi non mi credete, ma vi dico che l'ho visto. Era lui, il maestro. Fantasie! Fantasie di donne! Fantasia, dici? Anche la sua morte è una fantasia. Io l'ho visto morire. Ero lì, ai suoi piedi, e l'ho pianto. Allora, perché? Perché non doveva apparire a me? Era lui. Era lui. E risorto. E mi ha detto di dirvelo. Ed io ve l'ho detto. Venite avanti, venite avanti. Sono qui, Maria. Cosa hai di tormento? Il sogno, Giuseppe. Mi è persa la vita di mio figlio. Quante pene ha sofferto, finanche la croce. Che strazio, figlio mio. Su, Maria, è stato solamente un sogno. Sei ancora in attesa che venga alla luce. No, Giuseppe, inizio proprio così quel sogno, nello stato in cui mi trovo adesso. Povero piccolo, potessi tenerlo con me in grembo. Aiutami, Giuseppe, aiutami, sento che sta per nascere. Aspetta, aspetta, Maria. Oh, c'è qualcuno che mi aiuti? Scostati, so io cosa fare. Non avere paura, ho già aiutato altre. È qui! E fu così che il Verbo si fece carne, il Dio che divenne uomo in quest'umile grotta, nascere e sacrificare se stesso per salvare l'umanità intera. È con questo mistero che dovrà l'uomo rapportarsi ogni giorno, per cercare, anche se con grande fatica, di comprenderne il vero significato, in un